Benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Alle 7.35 ci ha lasciati Papa Francesco, ammalato da settimane. Il pontefice, arrivato dall'altra parte del mondo, era molto legato alla Sicilia. Il suo primo viaggio nel 2013 tra i migranti a Lampedusa. A Palermo aveva ricordato Don Puglisi, ucciso da Cosa Nostra, e si era scagliato contro la mafia. Tantissime le testimonianze in ricordo del Papa. Il presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Raspanti, pontefice autorevole. Francesco è stato inflessibile nel difendere i diritti umani e ha dato un grande contributo per la pace e la fratellanza dei popoli. Alla notizia della morte del Papa la gente, sorpresa e addolorata, ricorda: Francesco era un Papa buono, sarebbe bello trovarne un altro come lui. Francofonte, gli investigatori cercano un giovane di 21 anni dopo l'assassinio ieri di un 17enne colpito a morte a coltellate nella zona della Movida. 4 arresti per spaccio di droga a Santa Maria di Licodia, alla Villetta, dove gli acquirenti si rifornivano di cocaina e marijuana, individuata dai carabinieri con l'aiuto di un drone. Pasquetta, arrivi in record a Taormina, tanti i turisti stranieri ma anche gli italiani che approfitteranno dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Attrazione speciale a Siracusa, le opere di Antonello da Messina fotografate da Marco De Logu. Calcio, sospeso per la morte del Papa il campionato di Serie B. In Serie C, settimana decisiva per il futuro di Messina e Trapani. Le due squadre sono reduci da un periodo positivo. Da oggi il Catania riprende gli allenamenti in vista della trasferta di Potenza, l'ultima gara della regular season, che mette in palio il 5° posto. Bentrovati, è stato il cardinale Farrell alle 10 di stamattina a dare l'annuncio con dolore della morte di Papa Francesco. Ha usato queste parole: alle 7.35 di questa mattina il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato, ha continuato il cardinale Farrell, a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio, il vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Così il cardinale Farrell alle 10 ha dato l'annuncio ufficiale della morte di Papa Francesco. Intanto si è appreso che il corpo del pontefice sarà portato, secondo quanto prevede l'ordine pontificio, nella cappella di Santa Marta, dove avverrà la constatazione ufficiale di morte. E sempre seguendo le indicazioni previste dall'ordine pontificio, tutto questo dovrebbe avvenire in serata il corpo del pontefice a Santa Marta. La Sicilia con le sue ferite è sempre stata nel cuore di Papa Francesco. 2, entrambe memorabili, le sue visite nell'isola: la prima a Lampedusa per ricordare i tanti migranti morti in mare, la seconda a Palermo in memoria di Don Puglisi, ucciso dalla mafia. Adelaide Barbagallo. Se n'è andato il Papa della Misericordia, del Dio amore che abbraccia tutti, in special modo i poveri. Il Papa della Chiesa in uscita, ma con tutti dentro. Fortissimo il suo legame con la Sicilia. Il primo viaggio del suo pontificato Francesco lo fa a Lampedusa l'8 luglio del 2013. Una visita fortemente voluta perché toccato dal naufragio nel canale di Sicilia di un gommone di migranti. Solca il mare a bordo di una motovedetta accompagnato da decine di imbarcazioni, molte di pescatori. Lancia una ghirlanda di fiori bianchi e gialli a ricordo di quanti hanno perso la vita nelle traversate alla ricerca di un futuro migliore. Quelle immagini fanno il giro del mondo e restano indelebili. Toccante poco dopo l'incontro a Punta Favarolo con gli immigrati. Accolto da canti africani, il Papa li saluta uno ad uno e scambia con alcuni di loro qualche parola. Celebra la messa con un altare allestito su una piccola barca. Punta il dito sui trafficanti di uomini e sulla cultura del benessere che rende insensibili. Parla di anestesia del cuore. 5 anni dopo, nel 2018,
2018 il suo ultimo ritorno in Sicilia, prima a Piazza Armerina, poi a Palermo in occasione del 25° anniversario della morte del beato Pino Puglisi, ucciso dalla mafia. Al Foro Italico, durante l'omelia, Papa Francesco lancia ai mafiosi un monito che non ammette tentennamenti. Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi, convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo. Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano. Il mondo delle istituzioni, attonito, accoglie la notizia improvvisa, inaspettata della morte di Papa Francesco dopo le cure che aveva ricevuto. Luca Ciliberti. Il mondo delle istituzioni accoglie attonito la notizia della improvvisa morte di Papa Francesco. È un momento doloroso e di grande sofferenza per tutta la Chiesa, commenta il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dolore anche nella Chiesa siciliana. Dal 2013 il Papa ha guidato con instancabile zelo la Chiesa universale, si legge in una nota della CEI siciliana. Autorevole nel suo governo, inflessibile difensore dei fondamentali diritti umani, ha strenuamente promosso la pace e la fratellanza tra i popoli e l'accoglienza degli ultimi, in particolare migranti e rifugiati, conclude il presidente Monsignor Antonio Raspanti. Un dolore profondo, un grande uomo, dice la presidente Giorgia Meloni, ha chiesto al mondo, ancora una volta, il coraggio di un cambio di rotta per percorrere una strada che non distrugge ma coltiva, ripara e custodisce. La notizia della sua morte ci colpisce nel cuore, aggiunge il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che in segno di lutto ha disposto l'esposizione a mezz'asta delle bandiere a Palazzo d'Orléans. Alla Sicilia, terra che ha amato e visitato, lascia un'eredità preziosa, l'invito a guardare ai più fragili, ad accogliere con misericordia, a costruire una società più giusta e solidale. Il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, ha ancora impresso il ricordo dell'avvio del suo pontificato con la prima visita pastorale proprio nella nostra terra, in Sicilia, nell'isola di Lampedusa. Tutti capimmo, aggiunge il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che era appena iniziata una nuova era. In segno di lutto, la Federazione Italiana Gioco Calcio ha fermato tutti i campionati. Sorpresi, come tutti i siciliani, appresa la notizia della morte del Papa. Per ognuno di loro Francesco era un Papa buono. Sarà, dicono, una grande perdita. Emanuela Corsi. Sono addolorata, mi dispiace tantissimo. Ieri è uscito un attimo a fare la messa. Sembrava che si fosse ripreso. Sì, troppo dispiaciuta. È stato un buon Papa? Certo, un Papa buono. È morto il Papa, preghiamo tutti per il Papa e niente, uniamoci tutti in preghiera. Com'è stato questo Papa secondo lei? Un buon Papa. Ha svolto la sua funzione di massimo rappresentante della Chiesa. Ha cambiato qualcosa secondo lei nei rapporti con la Chiesa? Beh, qualcosa sì, magari sì, specialmente in alcune situazioni critiche. Sono convinta che i semi già sepolti, diciamo, essi da Papa Francesco sono buoni semi. Speriamo, dobbiamo raccoglierli noi i frutti. Le altre notizie. Francofonte sotto shock per l'omicidio del 17enne Nicola Lucifora. Indagini serrate a caccia dell'assassino. Si cerca un giovane di 21 anni, ma sono numerosi i testimoni sentiti a queste ore e a breve potrebbero esserci appunto uno, ma anche più fermi. Francesco Aloi. Il cerchio sull'omicidio di Nicola Lucifora sembra stringersi. Sono ore di interrogatori per capire cosa abbia scatenato la rissa, culminata con il ferimento mortale del 17enne a Francofonte, nel Siracusano. Era la notte tra sabato e domenica di Pasqua, quando è stato colpito da una o più coltellate al petto, in quella che chi abita qui conosce come la via dei pub, il cuore pulsante della movida, trasformato in scena del crimine. La rissa sarebbe scoppiata nella piazza vicino ai locali, qualche pugno tra gruppi. Poi, quando sembrava tutto finito, in via Nastro Azzurro ecco che spunta il coltello. Ma queste sono prime ricostruzioni, condizionale quindi d'obbligo. Dai carabinieri che stanno indagando non trapela nulla. Dinamiche e moventi emergeranno da chi ha visto tutto e dalle telecamere di videosorveglianza. Si attende anche l'esito dell'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nelle prossime ore. Nel giorno dei funerali qui sarà lutto cittadino. Spaccio di droga a conduzione familiare. 4 persone prese dai carabinieri di Paternò agivano in una villetta isolata nelle campagne di Santa Maria di Licodia, nel catanese appunto. Orazio Longo.
Avevano scelto una casa in campagna isolata per avviare il loro commercio di droga, un'abitazione fornita addirittura di telecamere esterne di videosorveglianza per controllare eventuali incursioni delle forze dell'ordine. Ma tutto questo non è servito a 4 persone colte di sorpresa dai carabinieri. Si tratta di 2 uomini di 56 e 59 anni e di altri 2 di 21 e 28 anni, figli del 56enne. Le indagini sono partite dopo che i militari hanno notato movimenti strani attorno alla villetta incontrata a Scannacavoli, a Santa Maria di Licodia. Automobili che si fermavano per pochi minuti e poi ripartivano. Seguita una di queste bloccata lontano dal luogo dello spaccio, i carabinieri hanno rinvenuto dosi di cocaina e marijuana. Per mettere a segno il blitz, gli inquirenti hanno utilizzato anche un drone. Il 21enne era solito nascondere la droga in un muretto situato di fronte all'ingresso dell'abitazione e anche lontano dalla villetta in un luogo sicuro. L'operazione dei carabinieri della compagnia di Paternò è scattata al calar della sera con il supporto dello squadrone riportato cacciatori di Sicilia. I militari hanno bloccato tutte le vie di fuga del fabbricato. Il 28enne aveva tentato di darsi alla fuga dal retro lanciando 2 involucri di droga nella villetta vicina, preso dai carabinieri che hanno recuperato anche i 2 pacchetti lanciati che contenevano 26 dosi di cocaina. Il 59enne è stato sorpreso mentre era ancora seduto intento a monitorare i video delle telecamere esterne, mentre il 56enne e il 21enne sono stati bloccati in un'altra stanza della villetta. I militari dell'Arma hanno rinvenuto 15 grammi di marijuana, 3 dosi di cocaina e 7.600 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Recatisi nella strada Bordonaro, in una busta sotto un cespuglio, hanno ritrovato 2 involucri con 350 grammi di marijuana. Tutta la sostanza sequestrata, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato oltre 10.000 euro. Il 56enne è stato posto agli arresti domiciliari, gli altri 3 sono stati condotti in carcere in attesa delle verifiche giurisdizionali del caso. Pasquetta, arrivi il record a Taormina, tanti turisti stranieri ma anche gli italiani che approfitteranno dei 2 ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Francesco Triolo. Pasqua e Pasquetta, dall'atmosfera estiva e da tutto esaurito. Per Taormina è stato un weekend sold out, aiutato il clima con il bel tempo che ha incoraggiato anche l'arrivo di tanti italiani, oltre che degli stranieri che ormai da qualche anno hanno eletto la Perla dello Ionio come una delle mete preferite da visitare. E anche per questa Pasqua e Pasquetta è stato così, con un tasso di riempimento delle camere d'albergo che è arrivato ad oltre il 95%, una capacità di tutte le strutture aperte di 15.000 posti e un ponte lungo che va oltre quello pasquale. Sono praticamente 2 settimane per le quali si prevede un ottimo tasso di occupazione delle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere. Taormina è piena già da alcuni giorni, sia della clientela classica, quella che è lo zoccolo duro della clientela straniera che frequenta Taormina gli 8-9 mesi l'anno, più adesso le 2 settimane di vacanze anche per gli italiani, quindi è un clima molto festoso con tanti eventi, con un tempo splendido, quindi meglio di così non si può. Tanti turisti che hanno affollato Taormina, soprattutto sul Corso Umberto, ma anche nelle viuzze più caratteristiche. Buon viatico in vista della stagione estiva. C'è ottimismo infatti perché anche nel 2025 si prevede di bissare i record raggiunti nelle stagioni post-Covid del 2023 e del 2024. Pasquetta all'aperto anche per i catanesi, malgrado le previsioni di ieri di allerta gialla per oggi. In tanti hanno scelto di trascorrere la giornata al Boschetto della Playa appena riconsegnato alla città, oppure in spiaggia. Emanuela Corsi. Cosa c'è in questa busta? Pane. Pane, oggi cosa si mangia? Panini imbottiti. Già abbiamo mangiato abbastanza. Pranzo leggero e giornata all'aria aperta per i catanesi che hanno scelto, come da tradizione, di trascorrere la Pasquetta al Boschetto della Playa, da pochi giorni riconsegnata alla città dopo i lavori di riqualificazione. Ho visto che l'articolo che c'era il boschetto rinnovato e sono venuta qua, mi sto trovando bene, ho trovato una posizione perché già i posti sono tutti occupati. Quando poi diciamo mi annoio me ne torno. Sei tutto il giorno qui? Sì, tempo permettendo sì, noi sfruttiamo tutta la giornata per stare fuori, dai, queste sono giornate da sfruttare. Facciamo divertire un pochino i bambini, un po' di svago e domani si ritorna alla vita di tutti i giorni. Niente grigliate, in tanti scelgono un pasto leggero con panini e tramezzini. Le pizzette, poi abbiamo preso anche per spizzicare tipo paninetti con würstel e basta, per oggi a pranzo panini. Abbiamo portato anche la colomba e tutti i tramezzini, cose così.
Qualcuno approfitta della giornata di sole per andare in spiaggia. Stiamo andando a mare. Sì, Prima andate a fare un picnic? Prima mangiamo qualcosa e poi andiamo in spiaggia, ovviamente. Di Portogallo. Portogallo? Sì. Pasqua in Sicilia? Sì, è bellissima, la temperatura è ottima. E c'è chi fa anche un po' di attività fisica all'aperto. Ho portato i bambini a correre qui in spiaggia, adesso andremo anche al boschetto. La Pasquetta si celebra anche a tavola con pietanze rievocative della ricorrenza, ricette secolari e riti familiari che raccontano la cultura della nostra isola. Ecco cosa si cucina a Ragusa. Veronica Barbarino. Cassatine, impanate, turci una, la Pasqua sulle tavole ragusane ha il sapore della tradizione, della condivisione e dell'unione tra passato e presente. Protagonista l'agnello, preparato in diversi curiosi modi, come in impanata. Cugina della spagnola empanadas, è una sorta di pane ripieno di carne che cuoce direttamente all'interno dell'impasto. La regina della Pasqua è l'impanata con la carne di agnello. Nel tempo si sono diffuse anche altre varianti come tacchino o pollo, e si può fare anche con tacchine e patate o pollo e patate. L'agnello lo si trova anche nei turci in una, un involtino per stomaci forti che porta con sé i sapori veraci del mondo contadino. Sono fatti con l'interiora dell'agnello, il cipollotto, il prezzemolo, il caciocavallo ragusano ed infine vengono avvolti nel budello dell'agnello. E il dolce? Sulle tavole ragusane non può mancare l'antenata, meno nota, della cassata siciliana, la cassatina. La base delle cassate è fatta con una farina di grani antichi, olio di girasole, uova e zucchero. Poi vengono farcite con ricotta e cioccolato, ricotta e limone, ricotta e cannella, crema e cioccolato, ricotta e pistacchio e ricotta, cocco e Nutella. Buon appetito! Grazie davvero. Oltre alla cucina, attrazione speciale per turisti e siciliani a Siracusa. 5 opere di Antonello da Messina fotografate e accostate alle fotografie istantanee di Marco De Logu. Un viaggio suggestivo alla Galleria Bellomo. Eccovi con le nostre telecamere, tantissimi visitatori, con noi Francesco Aloi. La fotografia per riscoprire Antonello da Messina. Fino al 30 settembre nella Galleria Bellomo di Siracusa si potrà fare una full immersion sull'artista siciliano attraverso gli scatti del fotografo romano Marco De Logu. Ho fotografato 5 opere di Antonello da Messina e poi le ho lasciate nel cassetto per molti anni. Ogni tanto sentivo il bisogno di andarle a vedere. Ultimamente sono riandato a vederle, sempre con grande emozione, e ho deciso di accoppiarle a delle fotografie che avevo fatto prima delle fotografie di Antonello da Messina, cioè lavorare su una sorta di inconscio. Accostamenti tra immagini per meditare su uno dei principali artisti del Rinascimento italiano. Il passato messo accanto al presente. Così vediamo Papa Ratzinger vicino al Cristo alla colonna, o una Rom al fianco dell'Annunciata. Un dialogo forse anche inusuale, che fa riflettere. Nella mia testa sono sempre rimasti degli accostamenti e quindi una memoria profonda dei capolavori di Antonello da Messina. Sicuramente sarà accattivante e io invito un po' tutti a venire qui a verificare questo dialogo tra le opere dell'artista contemporaneo e le opere storiche. Chi vuole scoprire o riscoprire Antonello, quindi può venire qui, nel cuore di Ortigia. Alla Galleria Bellomo di Siracusa. Facciamo una breve pausa e tra poco ci saranno i servizi sul calcio delle siciliane di Serie C. State con noi. Settimana decisiva per il futuro di Messina e Trapani in vista dei rispettivi obiettivi. Le due squadre sono reduci da un periodo positivo. Servizio di Sergio Colosi.
Entusiasmo e fiducia sul campo, depressione e immobilismo fuori. Sono i diversi stati d'animo del Messina e dei suoi tifosi. Abbandonati da tutti e senza società e prospettive serie, Crimi e compagni tengono in vita le speranze di play-out con la vittoria di Foggia. Un successo maturato al culmine di una settimana a dir poco complicata, senza stipendi e con banchieri esonerato per contrasti con parte dello spogliatoio. Reazione sul campo ammirevole, con Luciani 9 gol negli ultimi 6 incontri, ancora una volta decisivo. Sabato prossimo al Francoscoglio arriva la Juve Next Gen, già qualificata ai playoff ma pronta ad onorare l'impegno. Assente Krapicas, squalificato per un turno. In casa a Trapani Antonini avrà già aperto il cassetto dei rimpianti per non avere richiamato prima Ronica. Dal suo ritorno 3 vittorie di fila. Latina e Benevento fuori, Team Altamura in casa. Il cammino playoff dipende da un successo contro la Casertana, ma anche da Giuliano Benevento, con i padroni di casa che hanno 2 risultati su 3. Quel Benevento, dopo l'esploit di Cerignola, sabato scorso messo sotto dal Trapani. Casuale il vantaggio con l'autorete di Nunziante, legittimato dai pali di Celiento e Anatriello, con l'esordiente Barosi che ha parato un rigore a Manconi. Da oggi il Catania riprende gli allenamenti in vista della trasferta di Potenza, l'ultima gara della regular season che mette in palio il 5° posto, ma Toscano guarda già i play-off e a come affrontarli al meglio. Francesco Triolo. Obiettivo 5° posto con vista sui playoff e proprio guardando alla fase post-season lavora in maniera prevalente il Catania, che oggi ha ripreso gli allenamenti dopo la sosta pasquale concessa dal tecnico Mimmo Toscano. Da adesso in poi quindi si pensa all'ultima giornata, quella di Potenza, uno scontro diretto per il 5° posto, posizione messa nel mirino dai rossazzurri ma anche dallo stesso Potenza e dal Benevento. Gli ultimi 90 minuti quindi saranno decisivi in tal senso, anche perché il 5° posto consentirebbe di giocare in casa il primo turno contro la 10ª in classifica, oggi il Giuliano. Toscano però guarda avanti e ha già iniziato le valutazioni e la preparazione per affrontare i play-off. Il Catania ha tutte le carte in regola a livello tecnico per impensierire qualsiasi avversario. L'allenatore rossazzurro sta recuperando pian piano tutti gli uomini, l'ultimo è Guglielmotti, ormai rientrato in gruppo, che potrebbe rappresentare un'ottima spina nel fianco per gli avversari. La sua capacità di spinta sulla fascia infatti si è rivelata spesso decisiva. Il ritorno in campo di Guglielmotti, forse già a Potenza, per far rimettere minuti nelle gambe, consentirebbe a Toscano inoltre di non ricorrere a forzature come Frisenna sulla fascia oppure dare più spazio a Jimenez. Insomma, Catania, che con tutti i suoi uomini potrebbe davvero essere la mina vagante del mini torneo che segnerà un altro posto in Serie B. Lasciamo il calcio, continuano a essere tantissime le testimonianze in ricordo di Papa Francesco che ci ha lasciato questa mattina alle 7:35. Una delle più recenti, quella del sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, dice testualmente: sentiremo la Capitaneria di Porto per avviare le procedure di intitolazione del molo Favarolo di Lampedusa a Papa Francesco nel ricordo della sua visita dell'8 luglio 2013. Durante quella visita, dice il sindaco Mannino, il Papa si è affacciato da quel molo protendendo le braccia verso il Mediterraneo. Così il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione è alle 20. Grazie per essere stati con noi. Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Nella mattinata di oggi è morto Francesco, il Papa della gente. Il pontefice era molto legato alla Sicilia. Il suo primo viaggio nel 2013 a Lampedusa tra i migranti. A Palermo aveva ricordato Don Puglisi lanciando ai mafiosi un monito senza tentennamenti. Dolore e sconforto da parte delle istituzioni, un momento di grande sofferenza per tutta la Chiesa, dice la CEI. Accanto al dolore avverto un senso di vuoto, queste le parole del presidente Mattarella.
Alla notizia della morte del Papa, la gente addolorata dice: Francesco era un uomo buono, ha seminato bene, ora bisogna essere bravi a raccoglierne i frutti. Francofonte, c'è un ragazzo di 20 anni sospettato dell'omicidio del 17enne avvenuto nella notte fra sabato e domenica. Con lui la vittima avrebbe avuto un litigio a cui potrebbe essere seguita la coltellata mortale. 4 persone arrestate per spaccio di droga a Santa Maria di Licodia agivano in una villetta isolata nelle campagne individuata dai carabinieri con l'aiuto di un drone. Pasquetta, a Catania la gente si è riversata sulle spiagge al boschetto restituito alla città. Arrivi record a Taormina, tanti turisti stranieri ma anche gli italiani che approfitteranno dei ponti festivi del 25 aprile e del 1 maggio. Calcio, il Catania ha ripreso gli allenamenti in vista dell'ultima partita di Potenza, settimana decisiva per il futuro di Messina e Trapani. Dopo la morte del Papa, rinviato come tutti gli eventi sportivi in programma oggi il turno di Serie B, che avrebbe visto il Palermo giocare con la Carrarese. È morto nella sua abitazione alle 7:35 il Papa della gente, il Papa degli ultimi, così era chiamato Francesco, entrato nel cuore dei fedeli. Il pontefice, dopo una severa malattia, aveva dato segnali di ripresa. Ieri si era affacciato per la benedizione Urbi et Orbi e aveva attraversato con la papamobile le ali di folla che assiepavano piazza San Pietro. Poi stamattina improvvisa è arrivata la notizia della morte, diventata di dominio pubblico attorno alle 10. Da quel momento una folla interminabile continua a riversarsi in piazza San Pietro. In questi minuti il rito della constatazione della morte e la deposizione della bara. Domattina è previsto l'arrivo dei primi cardinali in vista del conclave. Da mercoledì l'omaggio dei fedeli in San Pietro con l'esposizione della bara. Tra venerdì e domenica i funerali, fa sapere la Santa Sede. Il corpo di Papa Bergoglio sarà tumulato nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Nelle diocesi siciliane sono state organizzate varie veglie, bandiere a mezz'asta nell'isola, in tutti i palazzi delle istituzioni. Domani la comunità di Sant'Egidio alle 19 si riunirà in preghiera a Catania nella chiesa di Santa Chiara. E la Sicilia, con le sue ferite, è sempre stata nel cuore di Papa Francesco. 2, entrambe memorabili, le sue visite nell'isola, la prima a Lampedusa per ricordare i tanti migranti morti in mare, la seconda a Palermo in memoria di Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia. Adelaide Barbagallo. Se n'è andato il Papa della Misericordia, del Dio amore che abbraccia tutti, in special modo i poveri. Il Papa della Chiesa in uscita, ma con tutti dentro. Fortissimo il suo legame con la Sicilia. Il primo viaggio del suo pontificato Francesco lo fa a Lampedusa l'8 luglio del 2013. Una visita fortemente voluta perché toccato dal naufragio nel canale di Sicilia di un gommone di migranti. Solca il mare a bordo di una motovedetta accompagnato da decine di imbarcazioni, molte di pescatori. Lancia una ghirlanda di fiori bianchi e gialli a ricordo di quanti hanno perso la vita nelle traversate alla ricerca di un futuro migliore. Quelle immagini fanno il giro del mondo e restano indelebili. Toccante poco dopo l'incontro a Punta Favarolo con gli immigrati. Accolto da canti africani, il Papa li saluta uno ad uno e scambia con alcuni di loro qualche parola. Celebra la messa con un altare allestito su una piccola barca. Punta il dito sui trafficanti di uomini e sulla cultura del benessere che rende insensibili. Parla di anestesia del cuore. 5 anni dopo, nel 2018, il suo ultimo ritorno in Sicilia, prima a Piazza Armerina, poi a Palermo in occasione del 25° anniversario della morte del beato Pino Puglisi, ucciso dalla mafia. Al Foro Italico, durante l'omelia, Papa Francesco lancia ai mafiosi un monito che non ammette tentennamenti. Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi, convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo. Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano. E questa sera sulle nostre reti vi riproporremo uno speciale a cura di Luca Ciliberti sul viaggio in Sicilia del Papa nel 2018. Appuntamento su Antenna Sicilia alle 20:55 e su Telecolor alle 23. E nella giornata funestata dalla notizia della morte del Papa, subito è giunto il cordoglio delle istituzioni e del mondo religioso proprio per Papa Francesco. Il presidente Mattarella ha detto: accanto al dolore avverto un senso di vuoto. Giusy Lazzara. Dolore e sconforto delle istituzioni per la morte improvvisa di Papa Francesco, forte anche il cordoglio nella Chiesa siciliana.
non lascia un vuoto, lascia un pieno, direi. Attenzione alla nostra terra di Sicilia, attenzione ai nostri martiri, Tompino, Puglisi e Rosario Livatino, per non dire il rapporto con Biagio Conte che ha avuto. Arriva anche la commozione dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Papa Francesco è stato per tutti, per i credenti di ogni fede, per ogni persona di buona volontà, un dono grande, in tempi così difficili a livello ecclesiale e mondiale. Vicinanza dalla comunità islamica, riconosciamo in lui una figura di grande spiritualità, dedizione all'umanità e impegno instancabile per la pace, dice l'imam Keit Abedalif, presidente della comunità islamica di Sicilia. Anche il mondo delle istituzioni è in lutto. Sentite le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Accanto al dolore avverto un senso di vuoto. E anche le istituzioni siciliane esprimono cordoglio. La notizia della sua morte ci colpisce nel cuore. Era un faro di speranza, giustizia e umanità, in un tempo segnato da divisioni, sofferenze, guerre e disuguaglianze. Così il presidente della regione siciliana Renato Schifani. E il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno aggiunge: uno straordinario innovatore che ha cambiato per sempre la Chiesa Cattolica. A Lampedusa il Papa, nella sua prima visita in Sicilia, aveva ricordato le vittime del mare. Il sindaco Mannino ha annunciato che intitolerà il molo Favarolo a Papa Francesco. E i siciliani sono stati sorpresi, come tutti, dalla notizia della morte del Papa. Per tutti Francesco era un uomo buono. Emanuela Corsi. Sono addolorata, mi dispiace tantissimo. Ieri è uscito un attimo a fare la messa. Sembrava che si fosse ripreso. Sì, troppo dispiaciuta. È stato un buon Papa? Certo, un Papa buono. È morto il Papa, preghiamo tutti per il Papa e niente, riuniamoci tutti in preghiera. Com'è stato questo Papa secondo lei? Un buon Papa. Ha scelto la sua funzione di massimo rappresentante della Chiesa. Ha cambiato qualcosa secondo lei nei rapporti con la Chiesa? Beh, qualcosa sì, magari sì, specialmente in alcune situazioni critiche. Sono convinta che i semi già sepolti, essi da Papa Francesco sono buoni semi. Speriamo, dobbiamo raccoglierli noi i frutti. A Francofonte proseguono le indagini per l'omicidio del 17enne Nicola Lucifora. C'è un 20enne sospettato con il quale la vittima avrebbe avuto un litigio e che potrebbe aver sferrato la coltellata mortale. Francesco Aloi. Il cerchio sull'omicidio di Nicola Lucifora sembra stringersi. Sono ore di interrogatori per capire cosa abbia scatenato la rissa, culminata con il ferimento mortale del 17enne a Francofonte, nel Siracusano. Era la notte tra sabato e domenica di Pasqua, quando è stato colpito da una o più coltellate al petto, in quella che chi abita qui conosce come la via dei pub, il cuore pulsante della movida trasformato in scena del crimine. La rissa sarebbe scoppiata nella piazza vicino ai locali, qualche pugno tra gruppi. Poi, quando sembrava tutto finito, in via Nastro Azzurro ecco che spunta il coltello. Ma queste sono prime ricostruzioni, condizionale quindi d'obbligo. Dai carabinieri che stanno indagando non trapela nulla. Dinamiche e movente emergeranno da chi ha visto tutto e dalle telecamere di videosorveglianza. Si attende anche l'esito dell'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nelle prossime ore. Nel giorno dei funerali qui sarà lutto cittadino. Spaccio di droga a conduzione familiare a Santa Maria di Licodia. In manette 4 persone agivano in una villetta isolata che è stata individuata da un drone. Orazio Longo. Avevano scelto una casa in campagna isolata per avviare il loro commercio di droga, un'abitazione fornita addirittura di telecamere esterne di videosorveglianza per controllare eventuali incursioni delle forze dell'ordine. Ma tutto questo non è servito a 4 persone colte di sorpresa dai carabinieri. Si tratta di 2 uomini di 56 e 59 anni e di altri 2 di 21 e 28 anni, figli del 56enne. Le indagini sono partite dopo che i militari hanno notato movimenti strani attorno alla villetta incontrata a Scannacavoli, a Santa Maria di Licodia. Automobili che si fermavano per pochi minuti e poi ripartivano
ripartivano. Seguita una di queste bloccata lontano dal luogo dello spaccio, i carabinieri hanno rinvenuto dosi di cocaina e marijuana. Per mettere a segno il blitz, gli inquirenti hanno utilizzato anche un drone. Il 21enne era solito nascondere la droga in un muretto situato di fronte all'ingresso dell'abitazione e anche lontano dalla villetta in un luogo sicuro. L'operazione dei carabinieri della compagnia di Paternò è scattata al calar della sera con il supporto dello squadrone riportato cacciatori di Sicilia. I militari hanno bloccato tutte le vie di fuga del fabbricato. Il 28enne aveva tentato di darsi alla fuga dal retro lanciando 2 involucri di droga nella villetta vicina, preso dai carabinieri che hanno recuperato anche i 2 pacchetti lanciati che contenevano 26 dosi di cocaina. Il 59enne è stato sorpreso mentre era ancora seduto intento a monitorare i video delle telecamere esterne, mentre il 56enne e il 21enne sono stati bloccati in un'altra stanza della villetta. I militari dell'Arma hanno rinvenuto 15 grammi di marijuana, 3 dosi di cocaina e 7.600 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Recatisi nella strada Bordonaro, in una busta sotto un cespuglio, hanno ritrovato 2 involucri con 350 grammi di marijuana. Tutta la sostanza sequestrata, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato oltre 10.000 euro. Il 56enne è stato posto agli arresti domiciliari, gli altri 3 sono stati condotti in carcere in attesa delle verifiche giurisdizionali del caso. E parliamo adesso della Pasquetta, giornata di festa all'aperto per i catanesi, la spiaggia fra le mete più gettonate, ma in tanti hanno scelto di trascorrere la giornata al boschetto della Playa appena riconsegnato alla città. Emanuela Corsi. Cosa c'è in questa busta? Pane. Pane? Oggi cosa si mangia? Panini imbottiti. Già abbiamo mangiato abbastanza. Pranzo leggero e giornata all'aria aperta per i catanesi che hanno scelto, come da tradizione, di trascorrere la Pasquetta al boschetto della Playa, da pochi giorni riconsegnata alla città dopo i lavori di riqualificazione. Ho visto che l'articolo che c'era il boschetto rinnovato e sono venuta qua, mi sto trovando bene, ho trovato una posizione perché già i posti sono tutti occupati. Quando poi, diciamo, mi annoio me ne torno. Sei tutto il giorno qui? Sì, tempo permettendo sì, noi sfruttiamo tutta la giornata per stare fuori, dai, queste sono giornate da sfruttare. Facciamo divertire un pochino i bambini, un po' di svago e domani si ritorna alla vita di tutti i giorni. Niente grigliate, in tanti scelgono un pasto leggero con panini e tramezzini. Le pizzette, poi abbiamo preso anche per spizzicare tipo paninetti con würstel e basta, per oggi a pranzo panini. Abbiamo portato anche la colomba e tutti i tramezzini, cose così. Qualcuno approfitta della giornata di sole per andare in spiaggia. Stiamo andando a mare. Sì, prima andate a fare un picnic? Prima mangiamo qualcosa e poi andiamo in spiaggia, ovviamente. Di Portogallo. Portogallo? Sì. Pasqua in Sicilia? Sì, è bellissima, la temperatura è ottima. Okay. E c'è chi fa anche un po' di attività fisica all'aperto. Ho portato i bambini a correre qui in spiaggia, adesso andremo anche al boschetto. Okay. E turismo da record a Taormina, sold out, le strutture alberghiere, tanti visitatori stranieri, ma anche gli italiani che approfitteranno dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Francesco Triolo. Pasqua e Pasquetta dall'atmosfera estiva è da tutto esaurito. Per Taormina è stato un weekend sold out, aiutato il clima con il bel tempo che ha incoraggiato anche l'arrivo di tanti italiani oltre che degli stranieri che ormai da qualche anno hanno eletto la Perla dello Ionio come una delle mete preferite da visitare. E anche per questa Pasqua e Pasquetta è stato così, con un tasso di riempimento delle camere d'albergo che è arrivato ad oltre il 95%, una capacità di tutte le strutture aperte di 15.000 posti e un ponte lungo che va oltre quello pasquale. Sono praticamente 2 settimane per le quali si prevede un ottimo tasso di occupazione delle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere. Taormina è piena già da alcuni giorni sia della clientela classica, quella che è lo zoccolo duro della clientela straniera che frequenta Taormina gli 8-9 mesi l'anno, più adesso le 2 settimane di vacanze anche per gli italiani, quindi è un clima molto festoso con tanti eventi, con un tempo splendido, quindi meglio di così non si può. Tanti i turisti che hanno affollato Taormina, soprattutto sul Corso Umberto, ma anche nelle viuzze più caratteristiche. Buon viatico in vista della stagione estiva, c'è ottimismo infatti perché anche nel 2025 si prevede di bissare i record raggiunti nelle stagioni post-Covid del 2023 e del 2024.
E c'è un'attrazione speciale per turisti e siciliani a Siracusa. 5 opere di Antonello da Messina fotografate ed accostate alle istantanee di Marco De Logo. Francesco Loi. La fotografia per riscoprire Antonello da Messina. Fino al 30 settembre nella Galleria Bellomo di Siracusa si potrà fare una full immersion sull'artista siciliano attraverso gli scatti del fotografo romano Marco De Logo. Ho fotografato 5 opere di Antonello da Messina e poi le ho lasciate nel cassetto per molti anni. Ogni tanto sentivo il bisogno di andarle a vedere. Ultimamente sono riandato a vederle e sempre con grande emozione ho deciso di accoppiarle a delle fotografie che avevo fatto prima delle fotografie di Antonello da Messina, cioè lavorare su una sorta di inconscio. Accostamenti tra immagini per meditare su uno dei principali artisti del Rinascimento italiano. Il passato messo accanto al presente. Così vediamo Papa Ratzinger vicino al Cristo alla colonna o una Rom al fianco dell'Annunciata. Un dialogo forse anche inusuale che fa riflettere. Nella mia testa sono sempre rimasti degli accostamenti e quindi una memoria profonda dei capolavori di Antonello da Messina. Sicuramente sarà accattivante e io invito un po' tutti a venire qui a verificare questo dialogo tra le opere dell'artista contemporaneo e le opere storiche. Chi vuole scoprire o riscoprire Antonello, quindi può venire qui, nel cuore di Ortigia. E noi adesso ci fermiamo, fra poco lo sport. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Il calcio rinviato, come tutti gli eventi sportivi previsti per oggi, il turno di Serie B per la morte del Papa. Il Palermo doveva giocare con la Carrarese. Le partite saranno recuperate il 13 di maggio. Intanto da oggi il Catania ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di Potenza, l'ultima gara della regular season, che mette in palio il quinto posto. Un'altra partita che servirà per la classifica ma anche per arrivare al meglio ai playoff. Francesco Triolo. Obiettivo quinto posto con vista sui playoff e proprio guardando alla fase post-season lavora in maniera prevalente il Catania, che oggi ha ripreso gli allenamenti dopo la sosta pasquale concessa dal tecnico Mimmo Toscano. Da adesso in poi quindi si pensa all'ultima giornata, quella di Potenza, uno scontro diretto per il quinto posto. Posizione messa nel mirino dai rossazzurri ma anche dallo stesso Potenza e dal Benevento. Gli ultimi 90 minuti quindi saranno decisivi in tal senso, anche perché il quinto posto consentirebbe di giocare in casa il primo turno contro la 10ª in classifica, oggi il Giuliano. Toscano però guarda avanti e ha già iniziato le valutazioni e la preparazione per affrontare i playoff. Il Catania ha tutte le carte in regola a livello tecnico per impensierire qualsiasi avversario. L'allenatore rossazzurro sta recuperando pian piano tutti gli uomini, l'ultimo è Guglielmotti, ormai rientrato in gruppo, che potrebbe rappresentare un'ottima spina nel fianco per gli avversari. La sua capacità di spinta sulla fascia infatti si è rivelata spesso decisiva. Il ritorno in campo di Guglielmotti, forse già a Potenza, per far rimettere minuti nelle gambe, consentirebbe a Toscana inoltre di non ricorrere a forzature come Frisenna sulla fascia oppure dare più spazio a Jimenez. Insomma, Catania, che con tutti i suoi uomini potrebbe davvero essere la mina vagante del mini torneo, che segnerà un altro posto in Serie B. Settimana decisiva per il futuro di Messina e Trapani in vista dei rispettivi obiettivi. Le due squadre corrono rispettivamente per la salvezza e per i playoff. Sergio Colosi. Entusiasmo e fiducia sul campo, depressione e immobilismo fuori. Sono i diversi stati d'animo del Messina e dei suoi tifosi. Abbandonati da tutti e senza società e prospettive serie, Crimi e compagni tengono in vita le speranze di play-out con la vittoria di Foggia. Un successo maturato al culmine di una settimana a dir poco complicata, senza stipendi e con banchieri esonerato per contrasti con parte dello spogliatoio. Reazione sul campo ammirevole con Luciani 9
9 gol negli ultimi 6 incontri, ancora una volta decisivo. Sabato prossimo al Francoscoglio arriva la Juve Next Gen, già qualificata ai playoff ma pronta ad onorare l'impegno. Assente Krapikas, squalificato per un turno. In casa a Trapani Antonini avrà già aperto il cassetto dei rimpianti per non avere richiamato prima Ronica. Dal suo ritorno 3 vittorie di fila. Latina e Benevento fuori, Team Altamura in casa. Il cammino playoff dipende da un successo contro la Casertana, ma anche da Giuliano Benevento, con i padroni di casa che hanno 2 risultati su 3. Quel Benevento, dopo l'esploit di Cerignola, sabato scorso messo sotto dal Trapani. Casuale il vantaggio con l'autorete di Nunziante, legittimato dai pali di Celiento e Anatriello, con l'esordiente Barosi che ha parato un rigore a Manconi. Adesso un'altra pausa, per noi a fra poco. È davvero tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata.